benvenuti a Fiera Cavalli per il primo dei tanti micro talk show che caratterizzeranno questi 3 giorni, oggi, domani e sabato, in diretta dallo stand di FISE Veneto per parlare di cavalli in tutte le loro possibili sfaccettature. Siamo qui con 3 ospiti che ho il piacere di presentarvi. Allora, io vorrei cominciare con James, va bene detto di? James Coppini, uno credo dei pochi che organizzano in Italia, in Veneto, gare di endurance, o sono pessimista a dire uno dei pochi? No, direi i comitati organizzatori sono molteplici e vorrei dire 2 parole in tal senso. No, un attimo, prima presentiamo anche gli altri. Io vorrei chiederle un aiuto, se lei conosce l'atleta che è con noi. No, non so se la conosce. Vagamente. Io la conosco poco, lei la conosce vagamente, le chiederei un aiuto per presentare l'atleta presente. Caterina diciamo... No, oggi... però deve dire anche il cognome, se no non si capisce. Vabbè, ovviamente. Ha ragione. Chiedo aiuto al capo equipe della squadra della Coppa dei Regioni, lo aiuti che non si ricorda il cognome. Credo Coppini. Crede? Chiedo conferma, lei si chiama? Sì, Caterina Coppini. Caterina, atleta. E poi abbiamo il protagonista, non in sella o anche in sella, di questa vittoria per il secondo anno della Coppa delle Regioni. No, in questo caso qua non in sella. Non in sella. Capo equipe della squadra veneta, appunto, di endurance, per la seconda medaglia d'oro consecutiva nella Coppa delle Regioni, Johnny Scola. Vi siete messi d'accordo, James e Johnny, cioè non so, credo che neanche a fare apposta ci riusciamo un'altra volta. Allora, però mi sembra giusto, scherzo a parte, cominciare proprio da questa seconda vittoria consecutiva nella Coppa delle Regioni. Una abbastanza storica, era già quella dell'altro anno. Quest'anno credo sia la conferma del lavoro svolto da tutto il movimento veneto che ci ha portato a sto storico risultato. Per spiegare, Coppa Regione vuol dire quanti atleti convocati per il Veneto? Quanti erano? Per il Veneto, anche per le altre regioni, certo, logicamente erano 15 atleti, 15 binomi con i rispettivi cavalli. E la scelta appunto dei 15 è stata fatta tutto l'anno su tutte le gare appunto regionali nell'anno. Da maschietto, curiosità, quanti erano i ragazzi e quanti erano i ragazzi? E l'età media? Ecco, rispetto all'anno scorso il passo in avanti secondo me che è stato fatto, a parte il risultato della medaglia, è stata che l'età media è diminuita sostanzialmente, credo sia intorno ai 20-22 anni, quindi molto giovani, sì, con i rispettivi, come si dice, cavalieri esperti che tra l'altro erano anche disposti nelle varie categorie, mentre l'influenza femminile è stata notevolissima, perché credo a memoria che c'erano 3 maschi e tutto il resto femmine. Quindi credo un 85% femminile. Siamo della sorte degli Yeti da difendere nei maschietti. È uno sport che la fanno da padrone. Siamo proprio messi male, tanto è vero. Ormai direi una predominanza femminile. Una disperazione. Persino nell'endurance, che è faticoso al punto tale che mi raccontava la nostra protagonista che in una gara è uscita si vedeva leggermente fuori forma. Voglio rimettermi in linea. In una gara quanto peso hai perso? 4 kg. Che sembra incredibile dicendo che ne pesi quanti? 54. Ecco, pensate, perdere 4 kg in una gara che, per carità, soste comprese, mi spiegavi, dura un 10-12 ore. La nostra invece protagonista merita, perché sicuramente è un grande risultato, il secondo anno consecutivo di vittoria in Coppa delle Regioni, però qui abbiamo un podio di prestigio assoluto per una squadra nazionale che a Pisa ha ottenuto quale piazzamento, in che manifestazione? Una medaglia di bronzo a squadre nei campionati mondiali Junior e Young Rider. Ricordiamo, sono 2 categorie che mi spiegava che gareggiano assieme.
e gli Young Rider sono i più grandi, lei fa parte delle piccole e ciò nonostante ha dato un suo grande contributo per questa medaglia di bronzo mondiale, che dice anche che insomma l'endurance italiano sa farsi valere, anche perché, e qua lo dico all'organizzatore, purtroppo i nostri gareggiano con cavalli che non sempre sono a livello degli arabi, che tanto è vero hanno vinto a squadre e anche l'intero podio credo dell'individuale. Il cavallo quanto conta? Allora, dal mio punto di vista credo che se dovessimo così fare un ragionamento su una percentuale, forse direi un 70% il cavallo e un 30% è il viola dalla il rabbia. cavaliere. Però è il viola, no. Aspetta, 70% il cavallo e 30% il cavaliere nell'endurance? Concordo per il giorno della gara, ecco, però c'è la preparazione che è lunga per una gara lunga come ha fatto lei, non è questione di 15 giorni, ma è questione probabilmente anche, si parla di anni, per arrivare a fare una cosa così, e l'anno c'è tanto del cavaliere sulla preparazione, ecco. Poi il giorno della gara probabilmente, anche se sostituiscono i cavalli, il risultato diventa quello, tutta la preparazione che c'è prima pesa. Anche, vi ricordiamo che per fare un paragone, per chi ci segue magari non conosce disciplina, l'endurance, il cavallo da endurance è paragonabile al maratoneta. Il maratoneta fa una, massimo 2 maratone all'anno. Chi va in sella nell'endurance può fare tante gare, ma il suo cavallo no. Diciamo che è paragonabile più che al maratoneta, forse però è la stessa cosa al ciclismo, ecco, perché c'è sempre una doppia cosa, che non è una bicicletta, logicamente è un animale con testa e fisico, però forse ci assomiglia anche di più questo. Allora, tu ti dai il 30 o rivendichi qualche percentuale migliore? No, il 30. Sta mentendo in una maniera spudorata perché non lo crede assolutamente. Sì, È che non vuoi contraddire il babbo. No, è vero. Il cavallo merita il 70%. Sì, anche qualcosina in più. E quindi allora, da chi sta sopra, vedere avversari che, ripeto, è un dato di fatto, gli arabi spendono moltissimo sul mercato dei cavalli, comprano in tutto il mondo i cavalli migliori, li pagano spesso anche più di quello che sarebbe il prezzo di mercato. Vedere che qualcuno che non è più bravo di te ma ti sta davanti perché ha un cavallo che è nettamente superiore, che effetto fa? Allora, sinceramente per me sì, è sempre diciamo che per me è un qualcosa da raggiungere, nel senso che secondo me possono avere i cavalli migliori e tutto, i soldi in più, gli allenatori migliori, però se tu hai il cavallo e credi nel tuo cavallo, secondo me il percorso che avete fatto e l'essere arrivati lì comunque è un traguardo molto più grande di tutto il resto. Nel caso degli arabi sicuramente la possibilità che hanno di acquistare cavalli in questo sport, come anche in altri, è fondamentale. Secondo posto la Spagna. Ecco, gli spagnoli cosa hanno avuto in più? Sono comunque cioè hanno comunque molte più, diciamo che la maggior parte dei cavalli erano tutti di una stessa scuderia, comunque una scuderia molto buona, che hanno comunque delle influenze degli Emirati Arabi, però diciamo che è stato comunque un onore e un piacere fare cioè confrontarci con loro, perché comunque arrivare come siamo arrivati cioè, con molte altre squadre che sembravano essere degli avversari comunque molto più forti, siamo riusciti a arrivare dove siamo arrivati, e quindi comunque è stato un bellissimo traguardo. Tra l'altro, parlavamo con Coppa Regioni, vedo nei monitor che c'è Roberta Zordi che si sta preparando nello stand di uno dei nostri sponsor
proprio con alcuni componenti della squadra che ha vinto la Coppa delle Regioni. Poi dovrebbe arrivare un ospite VIP dal mondo della politica. Dicevamo, questo mondiale con la medaglia di bronzo a Pisa. La Coppa Regioni invece dove si è svolta? Intanto ci tenevo a sottolineare che il mondiale a Pisa ci sono state non vorrei dire una cavolata, ma ci sono state due binomi veneti, tra l'altro anche la sorella sua, che quindi nella squadra vuol dire un 40% mi pare del Veneto nella nazionale Ian Rider. Conosce anche quella lei? No, Confermo. La conosce? Allora, vogliamo dire come si chiama? Camilla. Allora, lei purtroppo per impegni. Lei era oggi, piccola, giusto? Sì. 17 anni, Camilla invece? Camilla 21. Camilla. 21 La sorella dicembre. simpatica sua. Ah, cioè, questa è la sorella antipatica. Quella assente. Che carini che sono, proprio. Vale il 30%, se quella antipatica sei messa proprio bene. Vabbè, fantastico. Ma che gentili che sono. Oggi ti vogliono bene. Dicevamo, a Pisa la Coppa, questo campionato mondiale, la Coppa delle Regioni? Quest'anno è stata fatta, hanno cambiato location rispetto all'anno scorso, è stata fatta ai Pratoni del Vivaro, location straconosciuta nel mondo della FIFA. Diciamo dove si trova per chi non conosce A la Roma, geografia. a Rocca di Roma. Papa. È giusto ricordarlo. Parlando appunto di queste manifestazioni, le più importanti in Italia dove si svolgono? Quali sono le location più prestigiose o comunque più utilizzate? Allora, diciamo che da circa una decina d'anni a questa parte due comitati organizzatori che si contraddistinguono per i championship che sono stati affidati, e noi, il nostro Garda Endurance Team, il primo evento è stato organizzato nel 2010 sul lago di Garda e stiamo mantenendo una location stabile, confermata anche per i prossimi anni a venire. L'altro comitato organizzatore ha sviluppato più manifestazioni itineranti, girando un po' dall'Abruzzo alle Marche, alla Sardegna stessa, fino a finire adesso in Toscana, dove sta da 2 anni o 3 anni a questa parte svolgendo anche esso dei championship. Endurance sul lago di Garda nel 2020 quando? Endurance 2022 è un'occasione. 2022? No, 2020 ritorniamo, Quando? saremo protagonisti. Quando? Il 5-6 giugno con il campionato italiano me lo assoluto. saltare così, appunto. Quindi 5-6 giugno campione italiano, sì, assoluto. assolutamente. E poi auspichiamo ovviamente. Si prende largo, siccome ha detto che mi ha già pronosticato che nel 2021 qui non ci sono e quindi non posso chiederglielo, ma non importa. È di una gentilezza che proprio ci ha fatto fuori. No, la ringrazio. Mi augura lunga vita nel 2022. Nel 2022 auspichiamo che il 16 di questo mese, proprio in occasione dell'Assemblea Generale della FEI a San Pietroburgo, venga assegnato che cosa? i VEG, e quindi per i quali la disciplina dell'endurance verrebbe affidata appunto al nostro comitato organizzatore. Coppa delle Regioni dell'anno prossimo, sempre lei a guidarla? Confermano intanto e poi lei vorrebbe ci penseremo, sarebbe in buone mani. No, quindi e quando si comincia a pensare alla squadra dell'anno prossimo? Io ci sto già pensando. Sì. degli atleti che hanno, siccome ha parlato di un ringiovanimento della squadra, di questa squadra che ha gareggiato quest'anno, confermato così a occhio, pensandoci, il 60, il 70, l'80%? Viene sempre visto un discorso annuale, certo, di meritocrazia, insomma, dell'anno. Lei si immagina? L'altro anno so che c'è stato, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra 7-8 new entry? Sì. Lei si immagina quest'anno quante new entry? Oddio, se è una cosa dettata da me, avrei però me la tengo per me, avrei un'idea. Non ci vuol dire quante new entry? No, perché avrei un'idea diversa dallo standard, ecco. Va bene. Però io auspico che ce ne siano 15 new entry nuovi su 15. Quello sarebbe. Abbiamo degli ospiti stragisti, è evidente, vi vuoi fare tutta la squadra nuova. Ultima domanda per
la nostra atleta. Per Caterina, la prossima gara quando e dove? Allora, la prossima gara sarà La Coppa Regioni. Barcellona, a Santa Susanna, l'8 di dicembre. E allora, grazie ai nostri ospiti, noi diamo la linea per parlare ancora di endurance a Roberta Zorzi con i componenti della squadra e poi l'ospite politico fra qualche minuto. Caro Fabio, mentre tu ti trovi al padiglione 5 con tutti i super ospiti di Fise Veneto, io mi trovo al padiglione 7 questa volta, al campo prova della Coppa del Mondo, in un bellissimo stand del nostro sponsor Tenuta Schiavon. Andiamo un po' ad incontrare Lena e altri ospiti che poi vi presenterò. Carissima Lena, come va? Bene, grazie. Ciao. Siamo già pronti a stappare qui. Sì, abbiamo iniziato presto questa mattina. Al tuo stand non si perde tempo perché qualsiasi occasione... Assolutamente. È il momento giusto per brindare. Allora ti dico già a cosa dobbiamo brindare: a Bruno Zornetta e a Fabrizio Cecchin, che hanno vinto assieme a tantissimi altri rappresentanti del Veneto per il secondo anno consecutivo la Coppa delle Regioni di Endurance. Sentiamo due battute veloci da un componente. Bruno, una tua esperienza, era la tua prima volta? È stata la mia prima volta, è stata un'esperienza veramente bella, avendo partecipato con concorrenti di esperienza elevata e anche aver fatto chilometri molto più belli rispetto a me. Dunque eri emozionato, però alla fine la squadra, il gioco di squadra, questa competizione ha portato ad ottimo risultato. Sì, ha portato ottimo risultato, infatti è la vittoria, ecco. Sentiamo ora invece chi la Coppa delle Regioni l'aveva già fatta, perché lui è anche poi tra l'altro il coordinatore del Dipartimento Endurance, Fabrizio Cecchin. Ma diciamo che quest'anno abbiamo bissato il successo dell'anno scorso, che è ancora più difficile rispetto a vincere. Rivincere di nuovo è una cosa ancora più dura. Diciamo che la soddisfazione quest'anno è stata, oltre che avere i veterani in squadra, la mia gioia è stata vedere molti ragazzi giovani, ragazzi amazzoni giovani, che hanno contribuito a portare questa vittoria, quindi questo sta a significare che il movimento Endurance Veneto è in continua crescita ed è una cosa che fa un sacco piacere. Allora che dire, complimenti a Bruno, complimenti a Fabrizio e a tutti gli enduristi che ovviamente ci congratuliamo anche con loro, però torniamo su questo meraviglioso prosecco. Patrimonio dell'UNESCO adesso anche, tra l'altro, dunque per te Elena un grandissimo orgoglio. Certo, un orgoglio immenso per la nostra zona, per la nostra regione e quindi per tutti i produttori, perché è un grande indotto, è un prodotto che rappresenta moltissimo il nostro territorio, per cui... Sai che il tuo prosecco è ben gradito da tutti, il mondo equestre veneto, quando è ora di festeggiare stappano queste super bottiglie, dunque anche ora vi invito a un brindisi. A te Fabio, io vedi come me la godo in giro per gli stand, vi aspettiamo qui allo stand 7 da Lena Tenuta Schiavon, grazie a voi. Cin. E qui dallo stand di Fise Veneto all'interno di Fiera Cavalli a Verona il piacere e l'onore di ospitare per la prima volta un nuovo protagonista della scena politica, il sottosegretario nel Dicastero delle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate. Piacere averla con noi. C'è la fuga dei cervelli dell'Italia ma anche di cavalli. Assolutamente sì, e portano il tricolore nel mondo. L'Eppica ha perso una grande occasione che era quella di Varennes, perché quando io 23 anni, 24 anni se non sbaglio. Sì, quando io guardavo da appassionato le corse di Varennes mi emozionavo, perché quando Varennes partecipava al Gran Premio, all'Amérique in Francia, all'Iltrop in Svezia, vedevi nelle tribune il tricolore, gli italiani lo tirano fuori solo per il calcio. Noi abbiamo questo difetto come italiani, per il calcio vedi tricolore ovunque, cortee che si fanno, vederlo per l'ippica, che era un settore che poi alla fine non è di massa come può essere il calcio, era un'emozione grandissima, e quella sotto la spinta
proprio di Varenne, secondo me, l'ippica doveva riformarsi e doveva fare una nuova governance per rilanciarsi e guardare al futuro. Noi dobbiamo avvicinare i giovani. Se non avviciniamo i bambini al mondo del cavallo, le famiglie al mondo del cavallo, non abbiamo futuro, non garantiamo un futuro ad un settore. Saranno loro i futuri proprietari, i futuri allenatori, i futuri guidatori, i futuri allevatori. E quindi in questo progetto di rilancio ci deve essere una spinta verso l'avvicinamento dei Fiera Cavalli a Verona può aiutare? Assolutamente sì, queste fiere fungono proprio da attrattore, fanno conoscere un mondo, un settore. Tutte queste manifestazioni che ci sono in queste giornate all'interno della fiera avvicinano proprio chi magari è estraneo a questo settore al mondo del cavallo, perché il cavallo poi, con il cavallo ci si deve sapere approcciare, perché il cavallo per istinto, essendo una preda, reagisce in maniera diversa, quindi se non ti avvicini con una certa tranquillità. Il cavallo passerebbe la vita a brucare e dormire. Tutto il resto lo fa per noi e insomma a volte non troppo convinto di volerlo fare. E quindi è fondamentale, aiuta l'uomo anche nelle relazioni poi tra uomo e uomo. Sottosegretario, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Augurandole che la sua vita ministeriale continui, magari ci vediamo l'anno prossimo se torna. Grazie Mille, buona tante fiera. cose.